Una veglia di preghiera in occasione della giornata internazionale contro l'omotransfobia e la notizia è che avviene contemporaneamente per la prima volta in 4 diocesi del Veneto: Padova, Venezia, Vicenza e Treviso. Purtroppo le persone omosessuali ancora non sono accettate, molte volte c'è violenza contro di loro, spiega Don Dario Vivian, docente alla facoltà teologica del Triveneto. Le chiese hanno capito che una certa interpretazione delle scritture ha fatto sì che anche i cristiani e le cristiane abbiano contribuito a questa violenza contro le persone omosessuali, per cui da qualche anno si celebrano in tutto il mondo delle veglie di preghiera. Ecco dunque la spiegazione per questa iniziativa presentata con uno sfondo arcobaleno e accolta nelle chiese del Veneto. Un passo avanti importante per promuovere la tolleranza in un territorio in cui ancora a volte resistono sacche di discriminazione. È anche un modo questo per mettere in pratica le parole di Papa Francesco: Dio è padre e non rinnega nessuno dei suoi figli. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 19 maggio 2023. La prima notizia del giorno riguarda la giornata mondiale contro l'omotransfobia e le 4 diocesi venete che questa sera hanno organizzato delle preghiere per generare accoglienza. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi in un articolo di Enrico Ferro. Veglie a Venezia, Padova, Treviso e Vicenza. Dio non rinnega nessuno. Ma ci sono dei fedeli radicali che protestano. Queste iniziative non sono cattoliche, dicono. La notizia anche sul Corriere del Veneto con il caso, la polemica. Stasera veglia contro l'omotransfobia. I conservatori all'attacco dei vescovi. I fedeli cattolici vicentini dicono che in questo modo si legittima la sodomia. La replica da parte dei vescovi è molto semplice, poche parole: Dio è amore, accoglie tutti. L'articolo di Michela Nicolussimoro sul Corriere del Veneto riporta anche le dichiarazioni del coordinamento LGBT di Treviso, che parla di una posizione isolata. La società civile è sulla strada dell'inclusione. A Treviso è stato il parroco a invitare tutti i fedeli alla veglia via WhatsApp. Secondo i promotori poi di queste veglie, la preghiera è un'occasione di dialogo e di ricordo delle vittime dell'odio. E poi appunto si citano le parole di Papa Francesco, che ha detto: essere omosessuali non è un crimine. Voltiamo pagina. La salute. Sulla pagina del Gazzettino la notizia che riguarda lo stile di vita dei veneti. 500.000 di veneti malati di sedentarietà, malati tra virgolette. La regione ha lanciato una nuova campagna per promuovere gli stili di vita salutari. Preoccupa in particolare il dato degli adolescenti: 8 su 10 non praticano attività motorie. Il 23% delle persone tra 18 e 69 anni accusa problemi economici e non va in palestra perché non ci sono soldi. Invece il 19% è la percentuale dei sedentari in Veneto rapportata al dato nazionale. In Italia è il 31,5%, quindi i veneti sono meno sedentari della media nazionale, ma la percentuale di ragazzi veneti che fanno appunto almeno un'ora di attività motoria al giorno è soltanto del 9%. L'articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi. E sempre sul Gazzettino si parla naturalmente dell'emergenza climatica, del disastro provocato in questi giorni dalle precipitazioni straordinarie. Tra gli effetti del maltempo c'è però anche un'altra faccia della medaglia: i fiumi veneti rifiatano. Leggiamo appunto sul Gazzettino l'articolo di Angela Pederiva. In questo caso, secondo i dati dell'ARPAV, a metà maggio è piovuto il 13% in più della media mensile.
L'associazione dei consorzi di bonifica dice che l'Adige è salito di 1,5 metri, il Livenza di 2 e per quanto riguarda il Po si registra un aumento esponenziale di acqua. 13 giorni di maggio su 15 hanno avuto precipitazioni, 100 gli operatori di protezione civile veneti in Emilia. Come sempre il Gazzettino propone una serie di numeri, ma è interessante quindi il dato sui fiumi che naturalmente con le precipitazioni tornano a crescere. È interessante un altro dato, la mappa dei territori vulnerabili a causa del cambiamento climatico in Italia. Il Veneto è la quarta regione in Europa per rischio di calamità naturali, quindi la prima in Italia. La nostra regione è perciò particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico. Si parla dell'emergenza climatica anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. I dati: nel Veneto è già caduta più pioggia della media di tutto maggio, quindi precipitazioni straordinarie. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, a proposito del rischio ambientale collegato all'interazione tra i 130 siti inquinati recentemente censiti dalla regione e le falde acquifere, interviene la consigliera regionale dell'opposizione Cristina Guarda di Europa Verde. Quale vigilanza sui siti inquinati orfani, quindi non gestiti e non controllati? La richiesta rivolta alla regione dopo l'allarme lanciato da Legambiente proprio ieri e ripreso anche nella puntata di ieri di Sveglia Veneto. Ne abbiamo parlato appunto. Chiudiamo invece la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima sempre sui quotidiani del gruppo Gedi, articolo di Enrico Ferro: Calenda contestato a Padova. Che fine fa il terzo polo? Chiedono però proprio gli iscritti al partito di Azione. Durante l'assemblea regionale del partito di Carlo Calenda, il leader è stato contestato proprio dagli iscritti. È successo a Padova, alla Fornace Carotta, nello stesso giorno in cui a Modena 38 membri del direttivo provinciale si sono dimessi in massa. Gli iscritti veneti gli hanno contestato la gestione del rapporto con Matteo Renzi, l'aver tagliato le gambe al terzo polo sul nascere, la rottura con Enrico Letta e perfino la gestione del profilo Twitter. Ma dai Carlo, 20 tweet in un giorno. C'erano tanti giovani, hanno continuato a incalzare il leader politico anche fuori dalla sala in cui si è svolta l'assemblea. Lui non si è sottratto al confronto, ma poi il segretario del partito tenta di sminuire. Sono stati affettuosi, mi hanno fatto anche una standing ovation. Chi era presente all'assemblea però ha confermato i malumori, descrivendo il clima di incertezza che ora regna all'interno del partito. E poi c'è chi si è lamentato per le poche visite in Veneto di Calenda. Questo per quanto riguarda la politica. L'ultima notizia di oggi la troviamo invece sul Gazzettino ed è davvero incredibile. Scippata in vaporetto la ministra del Brasile in visita alla Biennale. La responsabile della cultura Margaret Menezes è stata derubata del portafoglio. L'ex cantante vicina a Lula aveva chiesto di viaggiare come i veneziani e quindi appunto ha preso il vaporetto, dove poi è stata scippata. L'articolo di Michele Fullin e Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi. Bene, per questo venerdì è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato anche oggi Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.